Via libera anche dalla Camera dei Deputati all'intesa preliminare per l'autonomia del Veneto dopo l'approvazione nei giorni scorsi da parte del Senato. 161 voti favorevoli e 109 contrari. Per chi parla di giornata storica, c'è chi bolla la riforma come una presa in giro. Da Venezia il presidente del Veneto Alberto Stefani esulta per quello che definisce passo importante nel rispetto della volontà dei veneti. Qualcuno ha preferito proporre un ricorso contro questa grande riforma. Io, da Presidente della Regione del Veneto, preferisco assumermi le responsabilità davanti ai miei cittadini, avere un Paese più moderno, efficiente e responsabile. E proprio per questo, questa battaglia la porteremo fino in fondo. Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Queste le materie interessate dalla preintesa, cui seguirà ora il confronto diretto con le regioni. Alla Camera contrapposizione netta su quella che il ministro Roberto Calderoli definisce battaglia storica della Lega e sua personale ragione di vita. È un mandato forte e chiaro per noi che rappresentiamo il popolo veneto. E parlo appositamente di popolo veneto perché, e il referendum dimostra anche questo, noi non siamo solo economia. Noi in Veneto siamo storia, tanta storia. Siamo cultura, siamo tradizione, siamo lingua, siamo bandiera e siamo tanto, tanto cuore. Gianangelo Boff, ex leghista, la ritiene una riforma priva di contenuto, ma i vannacciani la votano comunque. È il rispetto per la democrazia. Noi qui stiamo parlando di preintese fra le regioni e lo Stato, fra le regioni e il governo, fra i governatori democraticamente eletti dai cittadini direttamente, con i consiglieri regionali eletti con le preferenze direttamente dai cittadini, e per il rispetto che è dovuto alla democrazia e ai territori, Futuro Nazionale vota favorevole. Strali dai banchi delle opposizioni contro l'autonomia accusata ancora una volta di spaccare l'Italia. Perché sul principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione credo che siamo tutti d'accordo, ma ci sono 1000 modi per implementare questo principio e probabilmente il più sbagliato di tutti è proprio la legge Calderoli. È una leva assolutamente pericolosa per la destabilizzazione del Paese. Non può essere concepita come uno strumento per soddisfare rivendicazioni territoriali senza una verifica rigorosa, trasparente, comprensibile dell'interesse e dell'equilibrio generale del Paese. È uno scempio politico che condanna a morte il Mezzogiorno e tutte le aree più fragili del Paese. Parlava di palude la Presidente del Consiglio Meloni, la vera palude è quella in cui farà precipitare lei, il Sud e l'Italia intera. La riforma che avrebbe danneggiato il Paese, replica la padovana Elisabetta Gardini, è quella che il PD aveva messo nero su bianco. Il disastro, lo dico tramite lei, Presidente, lo avreste fatto voi. Ancora una volta l'Italia l'avreste rovinata voi.